Sono qui dentro il Parco Gioeni, Catania, 2 giugno 2023, festa della Repubblica. Parco Gioeni è uno dei polmoni verdi della città. Oltre a questo parco abbiamo appunto poi la Villa Belline e altre zone con un po' di verde, però secondo me appunto Parco Gioeni è molto più grande anche rispetto alla Villa Bellini. Spesso qui ci vanno persone che anche si allenano, fanno attività fisica, sono tantissime piante particolari. Oggi è una giornata di sole, insomma c'è qualche nuvola sparsa, ma finalmente si intravede un po' di estate dopo le varie giornate di pioggia che ci sono state in precedenza. Finalmente sta facendo, diciamo, una giornata, sì, si può dire estiva. Ed eccoci qua. Ci sono lì le colonne, da qui già si può vedere la città. Ed eccoci qua. Da qui si vede il cosiddetto tondo Gioeni, dove c'è appunto lì in fondo la via Etnea, la circonvallazione, quindi siamo in pieno centro di Catania. La città sempre in movimento. Pieno di scale infatti in pietra lavica sostanzialmente. Eccoci qua, la folta vegetazione che contraddistingue questo parco. Ecco, questa è la scala che ho appena fatto, molto particolare. Da qui si può vedere via Etnea, e sotto c'è la circonvallazione. Siamo in pieno centro storico. Una bella giornata, sicuramente molti saranno andati al mare. Come sapete Catania è bagnata dal mare, c'è la possibilità di farsi il bagno in spiaggia dove c'è la sabbia o dove c'è la roccia, gli scogli, la scogliera. Quindi passiamo dalla playa a lungomare, Ognina, e poi si può andare avanti per Aci Castello, Aci Trezza. Ed eccoci.